La questione dei dazi è sicuramente un punto esclamativo, chiamiamolo così, un problema che affligge tutti noi. Sappiamo che non ci sarà un momento facile nei prossimi mesi, sappiamo che l'incertezza è alle porte, siamo dell'idea comunque che dovremo cercare nuovi mercati, sappiamo che dovremo anche ridurre i nostri margini, i nostri profitti, cercare di stringere i denti, dovremo lavorare gratis per certi periodi probabilmente per cercare di contenere l'aumento di prezzi. Lo faremo in accordo con gli importatori americani che cercheranno di fare a loro volta la loro parte e quindi speriamo di poter mantenere il nostro mercato, la nostra quota di mercato e di non perderla soprattutto verso altri paesi che godono di dazi inferiori, cosa che non è molto corretta secondo i principi del WTO, perché recitano che ci deve essere una reciprocità dei dazi, cosa che non c'è stata, perché noi sul bourbon in Europa applichiamo lo 0% e sui vini applichiamo le stesse tariffe che ci sono negli Stati Uniti e allo stesso modo non c'è neanche equità. L'Italia e l'Europa pagano il 20% dei dazi, il Cile il 10%, quindi avranno un vantaggio competitivo di cui dovremo tenerne conto. Grazie.